Questa che il concorso è in gemellaggio con altri due concorsi, Miss Drag Queen Friuli Venezia Giulia e Miss Trentino Alto Adige sul Tirol. Poi presenteremo tutte le rappresentanze. Il Miss Drag Queen Trentino Alto Adige sul Tirol è stato già scorso, la vincitrice appunto è la nostra Pink Logan. E invece il Miss Drag Queen Trentino, Trieste, vabbè, Friuli Venezia Giulia, sì. Ho fatto un po' di confusione. Sono proprio bionda, scusate per le bionde, ma è vero, Grazie Regina! Il Friuli Venezia Giulia ci sarà domenica 15 a Trieste. Io conosco benissimo, meravigliosa Trieste, ci sarà appunto e noi andremo a fare la giuria. La giuria critica al posto della Ciana e quindi staremo seduti. Allora, e poi un ringraziamento alle concorrenti di quest'anno saranno nell'ordine Lady Diamond, Lady Spectra, Amanda Rivalova, Lucy, Passione, Bionda e il ritiro spirituale Stanley Canis. E qui Stanley Canis. E qua Federico, vieni, grazie. Ecco la nostra ritirata spiritualmente. La nostra ritirata spiritualmente, non ce l'ha fatta. Non è perché non voleva partecipare, anzi l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, ha vinto il premio della critica. Ma ha avuto un piccolo problemino di salute, quindi adesso sta bene, però ovviamente il nostro lavoro non vuol dire svegliarsi la mattina e fare la drag queen, è un lavoro di anni, di lavoro, di studio, del trucco, parrucco, gioielli, qualsiasi cosa, anche le scarpe se porto le ballerine, però non importa. Quindi Federico questa sera non ce l'ha fatta, noi l'aspettiamo l'anno prossimo. È morta! Certo. L'ho ucciso io! Di questa sera nei vesti, nei panni appunto, nei suoi veri panni di Federico, perché non poteva appunto vestirsi. Io farei ancora un applauso alla Semichelli. Grazie mille tesoro, ti voglio bene. Le mie labbra! E quest'anno, come ho detto prima in radio, visto che non ci bastava una giuria, no, quest'anno ne vogliamo due. Due giurie. L'anno prossimo chissà, anche tre. A gestire io spero che scusami Carlo. No. Scusami Cataldo, io spero che l'anno prossimo vorrei stare anch'io in giuria. Quindi questo è un invito che faccio a Regina, non un invito, non è un invito, è una mia... Una speranza. Ecco, siccome mi faccio vecchia, no? Gli anni passano, mi faccio più grassa, la fatica aumenta, non posso stare con l'estetica medica ogni anno. Io andrò sempre, però voglio dire, quindi io spero di vincere come organizzatrice, perché alla fine gli organizzatori non vincono nulla. Però come organizzatrice è una soddisfazione dopo 6 anni di organizzazione. Quindi io spero di vincere e se vinco la nazionale come organizzatore stringiamo. Lascio il posto agli altri. Molto bene, molto bene. Che ci sono tante drag queen. Allora, una promessa. È una promessa. Stringi. Sì, stringo Regina. Aspetta che dobbiamo presentare la giuria. Allora, a gestire, a contare i voti quest'anno mi spingi! La mia mi spingi! Una figlia! Io lo voglio dire davanti a tutti loro perché sono grandi. Di solito tra noi drag queen si dice le figlie, le zie, le mamme, le nonne. Per me mi spinge una figlia, è nata con il Cabaret Queen tanti anni fa. Tanti. Quanti anni sono mi spingi? Me la ricordo ancora con il gesso. In fasce. La sedia a rotelle, il gesso che faceva la mia spalla. Adesso è qui la nostra mi spingi favolosa e meravigliosa. Allora, presentiamo velocemente la prima giuria, quella tecnica. Voi lo conoscete, l'avete già visto in radio, è uno dei più grandi performer e organizzatori di eventi, nonché inventore di numerosi concorsi per drag queen anche durante il Carnevale di Venezia. E con noi il Principe Maurice! Il nostro Principe Maurice! Sono stata la sua prima vincitrice
vince di miglior performance nel 2007, giusto? Lei è una stilista di moda, pittrice e scrittrice. I suoi libri l'hanno resa famosa nel mondo LGBT, anche e soprattutto per le sue battaglie a sostegno della libertà di sesso e di genere. Bucci Solbelza! Grazie Bucci! Favolosa! Molto La mia bene. mamma è meravigliosa, la mia mamma, no? Perché quando metto le parrucche cotonate sembra mia mamma, però avrei voluto anche una seconda mamma come la Bucci. C'è la regina Miami dietro che si sta squagliando. E fa sbagliare, allora gli capisce un po', no? La prossima è stata, pensate, a 17 anni Miss Veneto. È No. stata no, Miss normale, non drag queen. Miss Veneto è stata fotomodella, indossatrice e oggi ha un'agenzia di moda tutta sua e cura la regia per sfilate di moda ed eventi. Andy Lanzari! Grazie Andy di essere qui questa sera con noi. E poi dal Brasile dove ha vinto tutti i concorsi possibili e Tutti, immaginabili. tutti quelli che ci possono essere. In Italia ha vinto Miss Trans Liguria 2000 Stephanie Simpson! Grazie Stephanie! È uno dei più grandi make-up artist di fama internazionale, fondatore dell'azienda di make-up che porta il suo nome, Nico Baggio! Grazie mille di essere qui questa sera, Nico. E quest'anno chi c'è? Chi c'è la presidente della giuria? Chi c'è quest'anno a presiedere la presidentessa? Lei! Ormai la conoscete tutti, conoscete riccio per riccio della sua parrucca. Conoscete tutte le tonalità di blu della sua parrucca, dal celeste